festa non poteva mancare questa bellissima musica che naturalmente è conosciuta e riconosciuta. In questo momento sia la ciaramella, no? Ma poi andremo a curiosare, noi. Perché non è la ciaramella? Non la centriamo, andiamo su e se la spiegano. Ok. Facciamo un bel applauso, adesso veniamo su per curiosare, anche per darvi un attimo di respirare, di fare il fiato. Soprattutto, Roberto. Allora, questo signore che è qui è della mia altezza, come potete vedere, dopo tantissimi anni si siamo ritrovati, tantissimi anni, sono 30 anni, io con qualche chilo in più, tu con qualche cappello imbiancato, tipo argento, dai. Questo qui è... Eccolo qua, Enzo Blaresin, giusto? Ecco, naturalmente che suona il contrabbasso. Vai, col prossimo. Beh, Enzo vuole dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Salutare Anguillara Veneta, a tutta il Vignasego, è timido. Allora, prima dicevo, la ciaramella, io non la conosco, però tu suonavi non la ciaramella, ah, questa è la ciaramella. Non caramella, ciaramella. Quello di prima si chiama bufu, termine italiano, diciamo. È un basso, uno dei primi bassi a frizione di origine greca. Noi l'abbiamo fatto in un otto di vino. Si chiama bufu, bufu. Bufu, noi qua si chiama in Veneto, sarebbe un careteo, una cosa... Un careteo? È un basso, uno dei primi bassi a frizione di origine greca, funziona frizionando su una canna marina. Si sente, aspetta che vado ad aggiungere. È una canna marina. È una canna marina, non è una canna di bambù. E frizionandola porta ad un rumore che viene amplificato all'interno del... Ma all'interno c'è acqua? No, c'è birra. Il tutto si appoggia su una pelle generalmente di pelle. Ho capito. Ho capito il brio dove lo prendono. Naturalmente vedete, questo qui c'è proprio birra, si sente il profumo. Andiamo avanti con i prossimi. Abbiamo conosciuto Renzo, giusto? Hai anche questa bellissima gonna con il tuo nome. Traversa, si chiama indietro. Con il tuo nome. Traversa! Ecco, e ci avviciniamo adesso a Bruno? No? Tu sei Enzo? No, tu sei Enzo allora, Claudio, ti ho qua. Allora, Claudio, fa un po' di tutto, canta alla zampogna, la gaita, ce la fai vedere? È questa, eccola qua. Questa ragazzi è la gaita, ok, e poi suona anche la chitarra. Suona anche la chitarra, Vuoi salutare qualcuno, caro Claudio? Vuoi dire qualcosa a questo bellissimo gruppo? Saluto tutti, tutta questa bella gente che c'è questa sera. Bravo! Grazie Zampognari Friulani. E adesso mi avvicino al nostro amico Bruno, ok? Fisarmonica, ho visto la fisarmonica, posso dirlo, ecco. E Zampogna, da quanto tempo sei con questo bellissimo gruppo? Quindi da 20 anni, quindi anche lui vintage. Vintage.
D'accordo. Robby, hai altro da aggiungere? No, solo che ero curioso, ragazzi, di quelle bellissime zampogne che avete dietro lì, che naturalmente sono dei pezzi bellissimi. Si può conoscerle così, qualche caratteristica? È lui l'esperto, vado qua. Ecco. Allora, se ci presenti queste bellissime zampogne un po' particolari, ad esempio vieni qua che così la vediamo tutti insieme, perché altrimenti là nascosta così. Questa da dove viene? Molise. Molise è la patria della zampogna italiana, assieme all'Abruzzo, cioè tutta l'Italia meridionale suona assolutamente strumenti stupendi. Ecco, quello più caratteristico è la zampogna, che poi si distingue e cambia da regione a regione a seconda di come lo costruiscono, sia di legno che anche di canneggio. Questa è una zampogna stupenda perché sono 20 anni che suoniamo questi strumenti e siamo arrivati a conoscere costruttori che sono eccezionali a livello mondiale. Volevo dirvi una cosa, la differenza, e tutti mi chiedono, fra la cornamusa e la zampogna. Sono strumenti che appartengono sempre alla stessa famiglia, che sono gli aerofoni a sacco, cioè strumenti che usano l'aria e il sacco per... Allora Roberto, abbiamo fretta di partire con la terza pizzeria, quindi velocemente la terza pizzeria. Benvenuti al sud, Largo Bizzi. La zampogna si distingue velocemente perché tutte le canne, se guardate, entrano in questa testa di legno e poi la testa collega al sacco. Le cornamuse invece, tutte le canne entrano nel sacco. Il fatto di avere le canne così avvicinate permette di modularle tutte e tre contemporaneamente ed è uno strumento italiano unico. Ecco, penso che Renzo abbia tantissimo da raccontarci, però noi abbiamo Facciamo lo spazio alla musica. Assolutamente, alla musica. Noi andiamo dai pizzaioli, questi 8 pizzaioli fantastici di Albignasego. Allora dicevi che è partita al terzo maestro pizzaiolo. Assolutamente sì, velocemente anche per assaggiare queste pizze belle calde. Emozionati con questi bellissime pizzaioli di Albignasego, la prima edizione di Pizzerie Ardenti. Le nostre meravigliose pizze. Ricordiamo che le pizzerie che si può dire in gara sono al Cubo, la troviamo in via Roma, Benica, Galleria Roma 1. Che hanno già concluso. Sì, loro sì. Adesso troviamo Benvenuti al Sud, nel Largo Bizzi 13, troviamo questa buonissima, possiamo dire, pizzeria. Successivamente avremo Boutique della Gastronomia ad Albignasego, si trova in via Roma al Civico 90. E un bel applauso ai musicisti, guarda, il gruppo friulano che adesso continueranno ad alliettarci.